sentiamo Candido e Zivkov. Allora, vabbè, Candido forse è un po' più conosciuto perché a parte che anche lui giocava qui vicino, quindi vabbè, è un giocatore con il quale sono stato un po' in trattativa perché il suo agente aveva qualche richiestina, poi il ragazzo dice no, dai, voglio andare a Padova, alla fine insomma si è riusciti a trovare l'accordo con reciproca soddisfazione, credo, almeno avendo incrociato ieri per la prima volta Roberto, insomma mi ha dato la sensazione di volere fortemente Padova. Per quanto riguarda invece Petar, avevo parlato a Milano con il suo agente la settimana scorsa, avevamo trovato una sorta di accordo e alla fine abbiamo deciso di puntare su questo ragazzo che l'anno scorso comunque ha fatto un po' di partite a Vicenza, che ha buona prospettiva, ha entusiasmo, ha voglia e quindi ci siamo indirizzati su di lui. La formula sua? Perché lui ha fatto un biennale, no? È uguale anche per te. Sono due ragazzi che erano comunque liberi e abbiamo deciso di investire su di loro. Caratteristiche insomma adesso ve le diranno loro, io le conosco però, fatele vedere da loro. Roberto, puoi dirci tu due parole? Sì, insomma, innanzitutto ci tenevo a ringraziare il Presidente per l'opportunità che mi ha dato e il Direttore per la pazienza che ha avuto nell'intavolare la trattativa con il mio agente e di portarla poi a termine. Io, come diceva, sono molto soddisfatto, arrivo con i piedi per terra, insomma con tanta umiltà, ma sono anche deciso e determinato a voler ottenere qualcosa di importante con questa maglia. Per il resto non so, come caratteristiche sono un trequartista come ruolo naturale, insomma, il ruolo che mi piace di più. Negli ultimi anni però ho giocato anche in altri ruoli, comunque da mezzala, da esterno di centrocampo, da esterno d'attacco, di seconda punta, quindi penso che ormai sia giusto anche saper fare più ruoli, ovviamente bisogna farli con intelligenza e nel saper interpretarli al meglio in base alle proprie caratteristiche. Petra, dici allora anche tu che descriviti come giocatore, quali sono i tuoi feelings Senti, io sono un mancino, gioco in difesa, terzino sinistro e volevo ringraziare anche io il Presidente e il Direttore che mi hanno portato qui, sono molto contento e spero che facciamo bene. Racconti un po' la storia, tu sei nato mi pare a Vienna, scusa, hai doppio passaporto? Sì, sono serbo-austriaco, sono nato a Vienna, cresciuto lì e con 15 anni e mezzo sono venuto a Verona, a Chievo. Poi ho fatto un po' di giri tra Carpi e poi in Serie D 2 anni e poi l'anno scorso sono stato a Vicenza. Scusa. Hai conosciuto Bisoli, quindi l'allenatore? Sì, ce l'avevo già l'anno scorso, infatti mi ha fatto esordire lui in Serie B. Un ricordo, comunque un tratto di Bisoli che ci puoi già anticipare, visto che noi insomma lo conosciamo da poco? È molto bravo con È stata una precisa richiesta di Bisoli, il giocatore? Ha dato ovviamente parere favorevole all'operazione perché era stata un'idea della gente e poi mi sono confrontato con lui e lui ha detto no, prendiamolo che è un giocatore di prospettiva, mi piace, insomma comunque gli ha fatto fare 10 partite l'anno scorso e ne parla molto bene anche lui. È un under. È un under. E quindi si risolve anche un altro problema, quindi rimane una casella libera sul discorso ora? In questo momento probabilmente sì. Roberto, ho visto, tu hai fatto una presenza in B proprio all'inizio carriera a Sassuolo, no? Poi hai fatto una Serie C, adesso Bassano, eccetera. Immagino che anche tu ti aspetti adesso un salto di qualità, non dico solo di categoria, eccetera, però per te cosa chiedi a quest'annata? Perché credo sia la possibile della definitiva consacrazione, insomma, anche se hai già fatto cose buone in passato. Sì, no, senza dubbio, cioè, come dicevo all'inizio, questa per me rappresenta una grande opportunità. Vengo da una piazza importante, storica. Per me è motivo di orgoglio essere qua, insomma, io
volevo già dall'inizio venire a Padova perché è una società seria, ambiziosa ed è quello che cercavo, insomma, quindi sono fiducioso, nel senso che sono determinato a voler raggiungere qualcosa di importante a livello personale e a livello di squadra, ovviamente. Ci racconti un po' quella storia? Leggevo un vecchio articolo su di te di quando, credo fosse all'Inter, eri giovane, ti dissero che forse avevi un fisico troppo minuto per far carriera in questo sport. Sì, se non sbaglio era un articolo di un paio d'anni fa. È corretto. Sì, non è proprio una cosa che è No, successa, per nel senso carità, che io all'Inter è una devo cosa tantissimo curiosa, perché... voglio dire. Sì, no, nel senso che all'Inter io devo tantissimo perché ci ho fatto tutta la trafila 10-11 anni, quindi devo tanto all'Inter e questa storia qua sì era un po' un piccolo aneddoto, era successo forse in un'annata particolare. Detto questo però mi hanno sempre dato fiducia, insomma, fino alla primavera, di conseguenza non c'è stato alcun problema da questo punto di vista. Hai vinto anche un campionato, mi pare? Sì, l'anno primavera ho vinto il campionato e c'era la Champions dei giovani, no? Sono una Netflix, sì, era quell'annata più. Con chi eri in squadra? Qualche altro giocatore? Sì, tanti che adesso giocano, tipo Bessa, Longo, Livaia, Duncan, Grisetic. Una bella squadra, sì. Gli ultimi 2 anni a Bassano, che cosa hanno rappresentato per te? Ti dico, personalmente nel complesso sono state 2 annate importanti, forse troppi alti e bassi, sia personali che di squadra, però abbiamo sempre raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati e ti dico, personalmente sono anche soddisfatto, insomma. Essere arrivato al Padova adesso comunque vuol dire che un qualcosa di buono devo aver pur fatto, quindi sono solo carico per fare qualcosa in più. Francesco, hai un'altra domanda oppure possiamo passare a Sono a posto. Tele? Tele? Tele. Volete farla?